Bene, possiamo iniziare. Benvenute e benvenuti a tutti. Io sono Roberto Lodo del Manifesto Sardo e vi ricordo che gli interventi di questa sera, gli interventi del confronto di questa sera saranno trasmessi in diretta streaming, si potranno anche rivedere successivamente e rimarranno registrati. La diretta va in streaming dalle pagine del Manifesto Sardo, dalla pagina YouTube e anche da Twitch. Bene, perché oggi in Sardegna non è stato attivato il registro dei tumori delle e dei pazienti della Sardegna? Perché ancora oggi non è attivo uno dei più indispensabili strumenti di monitoraggio, di studio, di analisi, anche per poter comprendere al meglio la correlazione esistente tra ambiente, territorio, tumori. Cosa impedisce di poter attivare uno dei migliori strumenti di ricerca delle cure e che cosa impedisce di poter intervenire al meglio sui piani di prevenzione e soprattutto sui protocolli di indagine diagnostica applicate su vasta scala, utilizzando questi dati per identificare nella popolazione sarda soggetti con patologie tumorali o che sono a rischio di svilupparle. Il Comitato Sallugi per il registro tumori riunisce un gruppo di cittadine, di cittadini, di associazioni che vogliono evidenziare, declinare questa necessità di attivare il registro tumori in Sardegna. La salute è un diritto fondamentale di tutti i cittadini che deve essere tutelato in tutte le realtà, in tutte le dimensioni della società, nella realtà lavorativa, nella realtà sociale e nella realtà ambientale in cui ciascuno di noi vive. Il comitato si propone di dare voce a tutti i cittadini che intendono far valere il diritto alla salute attraverso l'immediata attivazione del registro e l'incontro di oggi vuole essere un momento di confronto, un primo momento di confronto per capire insieme quale possa essere il nostro contributo per raggiungere questo obiettivo. Lascio la parola per una introduzione a Giacomo Dessi del Comitato Sallugi. Grazie Roberto per questa introduzione in questo incontro che abbiamo convocato per oggi. È un momento che ci chiama a raccolta come persone interessate al tema, come persone sensibili alle questioni della salute, coinvolte nell'impegno con i comitati sia a difesa dei servizi sanitari dei territori, come organizzazioni che rappresentano i professionisti sanitari, come persone vicine o anche pazienti addirittura dei servizi oncologici della Sardegna. Il Comitato Sallugi si sta impegnando su questo campo da parecchio tempo, lo ha fatto con persone e organizzazioni sensibili a questo tema nel Sud Sardegna, in territori in cui effettivamente un registro tumori è stato previsto ma non ancora attuato, perlomeno non pubblicamente ci sono delle informazioni che possiamo attribuire a un lavoro di tipo epidemiologico in questo tema, in questo campo, a differenza di altre zone della Sardegna in cui queste esperienze sono state portate avanti nel tempo, ma che apparentemente non danno informazioni accessibili ai cittadini in questo momento. Della nascita di un registro tumori se ne è parlato in tante occasioni, quando la politica su risposta di pressioni, di gruppi di interesse, sia di cittadini che dei professionisti, ha fatto dei timidi passi dal punto di vista organizzativo e burocratico. E infatti ci sono articoli di giornale che in più anni annunciano trionfalmente l'avvio di un registro tumori, come se fosse un traguardo importante che possa dare sicurezza e rassicurazioni e informazioni attendibili.
In realtà sappiamo che un traguardo non lo è, ma più che altro è la partenza di un percorso in cui i professionisti della ricerca, della sanità, vengono messi nelle condizioni di lavorare, di utilizzare i dati che sono a disposizione, che sono raccolti quotidianamente sui cittadini e sui pazienti. E questi dati, per quanto in buona parte sono raccolti, effettivamente non sono mai stati messi a disposizione dei vari studiosi incaricati di portare avanti un lavoro di questo tipo. E quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare nuovamente i decisori politici a prendere in seria considerazione queste possibilità di dare attuazione non solo a uno strumento che dal punto di vista scientifico può offrire tante informazioni agli esperti del settore, ma soprattutto di uno strumento che è previsto dalla normativa regionale e dalla normativa nazionale. Quindi si tratta di dare attuazione non solo a uno strumento che ha un significato e delle evidenze scientifiche che supportano certi metodi di analisi e di raccolta dei dati, ma anche a quello di portare a compimento una richiesta che fa parte dell'ordinamento sia della Sardegna da più di 10 anni che un po' più recentemente da parte cioè stabilito insomma da una legge dello Stato. E quindi il nostro obiettivo della chiamata di oggi non è solo quello di portare nuove persone a conoscere l'esigenza di questo strumento di pianificazione e soprattutto di raccolta di informazioni, ma è anche quello di dialogare con la parte politica, con i professionisti della ricerca e della salute e con semplici cittadini che non ambiscono a diventare esperti in incontri di questo tipo, ma vogliono supportare questa necessità di avere conoscenze, di fare luce su dei dati che esistono e che non sono studiati. Questo è il nostro obiettivo e vorremmo farlo organizzando nella seconda parte dell'anno, diciamo in autunno, un incontro, una conferenza in cui abbiamo la possibilità di ascoltare, ascoltarci e fare in modo che ci possa essere una proposta condivisa non solo da Salugi ma anche dalle altre realtà che oggi sono qui presenti e che possa portare quindi a una richiesta chiara di dare attuazione a questo strumento molte volte annunciato ma effettivamente mai partito, e soprattutto di fare in modo che la politica possa individuare i professionisti più adeguati alla realizzazione di questo strumento, dove per più adeguati intendiamo le persone che hanno le caratteristiche professionali e le specializzazioni corrette per portare avanti questo strumento. E sono tante queste specializzazioni e noi cittadini siamo preoccupati dal fatto che spesso la politica esercita il proprio potere anche con l'attribuzione di determinati incarichi, senza spesso creare il dialogo tra le varie parti in causa. Noi vogliamo fare in modo che la parte politica possa accogliere l'esigenza di dare avvio reale e concreto a questo strumento. Come? Investendo sicuramente del denaro nelle politiche di prevenzione, portando a lavorare i professionisti e i tecnici in base alle loro competenze e professionalità, ma soprattutto garantendo la circolazione delle informazioni con tutto ovviamente il rispetto delle norme e della riservatezza. Questo mi sembra ovvio, ma è sempre bene ricordarlo. Quindi questo è il motivo per cui oggi ci troviamo qui e io vi ringrazio di essere qui e quindi possiamo dare avvio agli interventi in questo pomeriggio. Grazie. Bene, grazie Giacomo. Chiederò ai partecipanti di questo confronto di avvicinarsi qua, chiaramente per motivi tecnici, perché lo stiamo mandando in diretta. Vorrei chiamare adesso l'onorevole Giuseppe Frau, che è il vicepresidente del Consiglio regionale, nonché un medico chirurgo che si è laureato presso l'Università di Cagliari, è stato insomma direttore sanitario degli ambulatori della Caritas diocesana di Cagliari. Prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Roberto, grazie a Giancarlo, grazie a Giacomo, grazie a voi di aver organizzato questa ulteriore, iniziativa, perché in realtà io stesso, anche già nei mesi scorsi, ma insomma vi seguo da diverso tempo,
ho partecipato a qualche iniziativa e oggi diciamo che sono felice di poter essere qui anche in un ruolo diverso, perché come diceva Roberto, negli ultimi anni mi sono occupato di volontariato con la Caritas nell'ambito professionale, mi sono occupato di assistenza domiciliare, insomma di sanità territoriale, e però la mia formazione, guarda caso, viene un po' ad incrociarsi con anche il tema che giustamente ponete in questa serata di oggi e che ormai da tempo portate avanti come comitato, cioè la istituzione del registro tumori, ma come diceva Giacomo adesso, non solo l'istituzione, ma proprio il funzionamento, la raccolta dei dati. E sono particolarmente sensibile a questo tema e alla tematica in generale perché la mia formazione in realtà è di un medico specializzato in igiene e medicina preventiva, quindi è un qualcosa che ho studiato, che ho sviluppato e credo che sia fondamentale proprio per la Sardegna, per tutti noi, portare avanti proprio le tematiche della prevenzione che si incrociano molto col tema del registro tumori. Sono molto contento anche di poter avere questo ruolo, perché i ruoli istituzionali di consigliere regionale, ma anche di vicepresidente del Consiglio regionale, un ruolo un po' di coordinamento di molte attività istituzionali proprio del Consiglio, non debbono essere vissuti come appunto cariche fini a se stesse, ma vivono se si nutrono del confronto con le persone, con i cittadini, con i comitati, con la partecipazione delle persone. E quindi io inizio, perché è una delle prime iniziative a cui partecipo dopo insomma, l'inizio della legislatura e anche del mio incarico, e questo vuole essere una costante dei prossimi 5 anni, almeno per quanto mi riguarda, ma spero che sia così per tutto il Consiglio regionale e per la Giunta che sia appena insediata, ma ci sarà davvero sempre un confronto, quindi quando mi inviterete io ci sarò e soprattutto l'unica cosa oggi mi dispiace non poter essere qui presente tutta la sera perché purtroppo devo andare a Sant'Antioco ad un altro incontro e se ne susseguono tanti, però c'è anche un importante festival di fotografia che a Sant'Antioco, sì, allora magari farò un salto a margine dell'incontro sempre al museo medico. diffuso di Sant'Antioco. Mi farò portare magari stasera, quindi non posso purtroppo trattenermi perché devo fare il viaggio, però mi racconterete ovviamente i risultati della serata di oggi, però quello che volevo dire è che trovate già in me un interlocutore. Non pochi mesi fa, mi pare un mese fa, ci siamo ritrovati già in via Liguria a parlare del tema, quindi poi con Giancarlo, con Giacomo e con voi ci stiamo confrontando anche costantemente e io sono come consigliere regionale, una delle prime cose che ho fatto, sono andato a chiedere proprio sia in Commissione Sanità che negli uffici una raccolta di tutta la documentazione presente sul registro tumori e posso anche comunicarvi, lo faccio anche così in maniera ufficiale, c'è anche una diretta che nei giorni scorsi ho interpellato sul tema in maniera informale, però lo faremo anche in maniera più ufficiale, sia la Presidente della Regione Alessandra Todde che è molto sensibile al tema, sia il nuovo assessore alla sanità, il dottor Armando Bartolazzi, il quale mi ha riferito di essere molto sensibile al tema del registro tumori sia come medico, perché lui è un patologo, anatomopatologo, ma si è occupato del tema anche come sottosegretario alla sanità in uno degli ultimi governi, in particolare nel primo governo Conte, periodo nel quale è stata approvata a livello nazionale proprio una legge di cui lui stesso si occupò. Quindi questo è molto importante in questo momento perché abbiamo, come dire, una giunta e un assessore sensibile e un consiglio regionale con qualcuno di noi sensibile al tema, ragion per cui ritengo di dover essere moderatamente fiducioso sul percorso che ci aspetta, tenendo conto del discorso che poc'anzi hanno fatto Roberto e Giacomo, e cioè sul fatto che purtroppo, lo diceva anche Roberto nel suo intervento con le domande, abbiamo avuto negli anni su questo tema diversi provvedimenti a livello nazionale, a livello regionale, provvedimenti in parte legislativi, per esempio una legge che è la 21 del 2012, dove si istituivano i registri, però dopo un primo articolo di legge, sostanzialmente la legge
era molto generale su altre tematiche della sanità, e poi diciamo delle delibere approvate da diverse giunte regionali con un vulnus molto importante, cioè che poi il registro sulla base dei vari provvedimenti ha funzionato un po' a compartimenti stagni, e quindi in alcune ASL a fasi alterne ha funzionato, è stato attivato, in altre invece non è stato mai attivato, in alcune ha iniziato a funzionare e poi si è interrotto. Quindi quello che manca oggi, io credo, è proprio una organicità regionale che probabilmente, ma iniziamo a discuterne anche oggi, avrebbe bisogno proprio di una rivisitazione più organica proprio a livello legislativo. E quindi vi pongo il tema, se non sia il caso, io, come voglio dire, sono disponibile proprio già dalle prossime settimane a lavorare insieme anche per eventualmente un disegno di legge, magari a livello regionale, che ponga anche non solo il tema di un'approvazione di una legge, ma il fatto che se ne discuta nelle istituzioni per fare che cosa? Fare in modo che ci sia realmente il registro e soprattutto si superino quelle difficoltà in parte organizzative, in parte strutturali, che riguardano anche proprio le figure che devono dare gambe al registro tumori per la raccolta dei dati, per la rete anche, come dire, di patologia o dei professionisti che in qualche modo devono curare la raccolta e la lettura dei dati stessi, ma soprattutto, mi sento di dire, si vada ad approfondire molto il tema del perché a volte su questo tema ci siano dei vuoti, ci siano, come dire, dei punti interrogativi, non si vada mai a fondo, soprattutto in una regione come la nostra, dove si avrebbe davvero la necessità, ma proprio per i pazienti, per le persone che sono scomparse, per chi ha la patologia, per chi potrebbe averla, di avere uno strumento adeguato che sia di prevenzione, di diagnosi, di cura, ma di avere proprio dei dati che servono alla Sardegna e servono ai pazienti. E allora ecco, su questo impegniamoci tutti insieme, ed è fondamentale proprio il ruolo che voi state portando avanti di, come dire, di stimolo che deve venire dal basso. Io penso che la bellezza della politica sia questa, e noi che stiamo nelle istituzioni, io ero fuori, ci sono entrato da poco, non dobbiamo chiuderci nel palazzo, ma raccogliere l'entusiasmo, gli stimoli, le proposte e portarle poi in consiglio, perché fondamentalmente le istituzioni hanno questo obiettivo, occuparsi delle persone. Quindi grazie del vostro impegno e della bella serata, e qui mi renderete anche un, come dire, edotto del risultato anche dell'iniziativa di oggi, e sarò lieto nelle prossime settimane di accogliere il comitato in Consiglio regionale e magari di organizzare come componente della Commissione Sanità anche un'audizione sul tema. Buona serata. Grazie all'onorevole Giuseppe Frau, che vi ricordo è il vicepresidente del Consiglio regionale. Vorrei dare la parola adesso al coordinatore regionale dell'ANPI in Sardegna, Antonello Murgia, e ricordarvi di, per favorire, diciamo, un confronto sereno e dal punto di vista della discussione ecologico, di non superare i 5, non oltre i 6-7 minuti, ecco, tra i 5 e i 6 minuti, diciamo. Prego, Antonello. Antonello è arrivato giusto Francesco Carta, sì, che è responsabile di medicina democratica. L'ho visto, tranquillo, vedo tutti da qui, tranquillo. Okay. Mi fa piacere intervenire prima che vada via Giuseppe Frau, perché ci sono alcune cose che sarebbe utile chiarire. Io adesso non sono convinto che siano necessarie nuove leggi per poter implementare il registro. Quello che è successo storicamente è che erano partiti 2 registri per la buona volontà di operatori sanitari di Nuoro e di Sassari, per cui si erano prodotti 2 registri che funzionavano per conto loro e che non riuscivano comunque ad avere le caratteristiche
di scientificità necessarie, perché riguardavano un territorio circoscritto, nel quale poi le persone non necessariamente vivevano e lavoravano nello stesso luogo, per cui era anche difficile poi estrapolare dati che potessero indirizzare nello studio e quindi nell'approntamento degli strumenti necessari, sia dal punto di vista preventivo, soprattutto dal punto di vista preventivo e poi anche dal punto di vista sanitario, perché poi la consapevolezza dei problemi, delle necessità consente anche di adeguare le strutture, gli ospedali, i reparti che sono necessari. E quindi il primo punto è questo. Io credo, perché Luigi Arru aveva fatto dietro le pressioni anche del Comitato Salugi, aveva non so che cosa fosse, se una legge regionale, un regolamento, era un regolamento. Probabilmente poi basta anche il regolamento, che però a cui non aveva dato seguito, cioè era rimasto sulla carta e non era stato implementato. Il problema è appunto che ci vuole la volontà politica per implementare. E non sono necessari, a mio avviso, neanche chissà quali strumenti. È chiaro che poi per fare una cosa fatta al meglio, per carità, bisogna anche un po' investirci, bisogna avere sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista finanziario le risorse necessarie. Però, considerato che i tumori non sono una patologia ambulatoriale, perché i tumori maligni, intendo ovviamente, che sono quelli importanti, perché comunque se non in regime ospedaliero ordinario vengono ricoverati in degli hospital, tutti passano quindi per i reparti ospedalieri, e quindi alla loro dimissione viene redatto il cosiddetto SDO, la SDO, la scheda di dimissione ospedaliera, dove ci sono i dati, c'è il codice fiscale, già un archivio di tutti i pazienti. Può essere fatto, basta metterci qualcuno a lavorare e si può fare. La prima cosa che mi sentirei di dire è non possono essere regni separati. Deve essere una cosa coordinata a livello di assessorato, perché i dati devono essere centralizzati, l'assessorato alla sanità deve avere a disposizione tutti i dati. Non può essere che, ma io a questo non glieli do. Lo dico perché questa cosa si è verificata in precedenza. Una mia cugina, tra l'altro, è stata mandata qui dal Ministero per fare accertamenti e aveva avuto estrema difficoltà ad acquisire i dati, anzi i dati completi non era mai riuscita ad ottenerli. E allora la prima cosa che mi sento di dire è: questo registro deve stare dentro l'assessorato, deve essere gestito, organizzato dall'assessorato. Poi non è solo il registro quello di cui c'è bisogno per programmare la salute, ci vuole un buon funzionamento dell'osservatorio epidemiologico regionale, di cui il registro può essere un'emanazione anche. Quello che era successo, stiamo parlando di 25 anni fa, 30, la patologia prevalente da infettiva è diventata quella degenerativa, per cui lo strumento osservatorio epidemiologico, che per un certo periodo ha funzionato soprattutto per le malattie infettive, poi continuava a produrre dati sulle malattie infettive che non esistevano più, e quindi ben poco utili, mentre non riusciva a produrre dati sulle malattie degenerative. E quindi la questione è che
va risettato anche l'osservatorio, perché insomma si deve occupare delle patologie degenerative, tra le quali appunto i tumori sono importanti. E io credo che sarebbe un bel segnale anche da parte della politica nei confronti di un elettorato che si è allontanato, che è scontento, no? Questo sarebbe un bel segnale. Si fa partire, come Dio comanda, un registro tumori fatto bene. Ripeto, bisogna mettere un computer, un paio di persone che buttino dentro i dati, un programma che consente la gestione dei dati, un programma, ce ne saranno a bizzeffe, non è quello il problema attuale, quindi si tratta anche di una piccola spesa. L'importante è manifestare la volontà politica di mandarla avanti. E poi comunque questo magari successivamente sarà importante anche associare all'attività di registro delle patologie prevalenti, dove tra l'altro è importante sapere di tutti, ma questo già nello è presente il luogo in cui si vive e il luogo anche in cui si lavora, perché poi i dati vanno ricavati anche da questo. E però credo che poi sia importante anche avviare indagini che purtroppo hanno latitato. Io mi ricordo, ho finito il tempo. No, sì, chiudo. Un lavoro uscito sulle leucemie in zona San Rocco, quindi verosimilmente imputabili alle emissioni da parte della SARS, è un lavoro che vedeva specialisti italiani, inglesi, università inglesi che collaboravano, anche cinesi, e non c'era, per quello che ricordo io, un ricercatore dell'Università di Cagliari o di Sassari. E diciamo che da questo punto di vista il comitato può proporsi anche come pungolo, come stimolo. È necessario che anche la ricerca, in particolare rispetto agli inquinamenti del territorio, che i dati che circolano così, che però non so quanto siano suffragati da ricerche serie, dicono che siamo in condizioni peggiori rispetto alla Campania. Quindi diciamo che c'è da fare e sarebbe un bel segnale, quindi noi ci aspettiamo anche dalla politica una risposta. Grazie. Antonello. Grazie Antonello Murgia, il coordinatore delle AMPI della Sardegna. Adesso vorrei chiamare Francesco Carta, il coordinatore regionale di Medicina Democratica in Sardegna. Medicina Democratica in Sardegna è una delle maggiori organizzazioni che tra l'altro ha partecipato a tutte le mobilitazioni per il diritto alla salute. Prego Francesco. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità all'Associazione Salugi. È la seconda iniziativa che nel giro di poco tempo si tiene e ci portano, alzare la voce. E ci portano a confrontarci su un tema importante. Un tema importante e fondamentale. Qui per quanto riguarda forse l'importanza della utilità del registro di tumori, si tratta anche di vedere tecnicamente con degli esperti anche di rilievo nazionale, capire quali sono i dati che possiamo ricavare dal registro dei tumori, che è qualcosa di diverso dal registro epidemiologico, perché è uno strumento che ci permette di ricavare dei dati ai fini della prevenzione, ai fini della diagnosi secondaria, della prevenzione secondaria e ai fini del monitoraggio poi del proseguo. E quindi è uno strumento importante. Io da poco leggevo dei dati, delle indagini che vengono fatte a livello economico, e noi abbiamo i dati mese per mese
ogni 6 mesi, anno per anno, dei dati economici, e noi sul dato dei tumori non abbiamo un dato che un esperto, chi lavora nel settore, lo possa vedere. Allora c'è qualcosa che non va. Allora io non sono un esperto del settore, Medicina Democratica su questo ha fatto una grande battaglia fin dalla sua nascita. Noi abbiamo sollecitato l'attuazione del registro dei tumori da oltre 20 anni in Sardegna, e si tratta di capire quali sono le difficoltà tecnico-burocratiche, amministrative, di informazione, di personale sicuramente, che hanno impedito l'attuazione del registro a livello regionale, visto che a livello di provincia di Sassari e di Nuoro ci sono state delle esperienze anche importanti che sono venute meno e rischiano di venire meno perché il personale va in pensione e quindi non viene sostituito. Allora, se così sono le cose, vuol dire che non si è capita bene l'importanza del registro dei tumori, perché non è possibile che noi sappiamo tante cose su cose importanti e meno importanti e non sappiamo nulla sul registro dei tumori in Sardegna e riguardo la nostra salute. Ma stiamo scherzando? Ma che piano? Come possiamo fare una programmazione sanitaria senza conoscere questi dati? Non possiamo farla. Infatti stiamo andando alla cieca. Noi stiamo lavorando in una situazione in cui paradossalmente nulla si fa per ridurre le malattie, molto si fa perché queste aumentino, ma è qualcosa di inaccettabile. Insomma, bisogna rivoltarsi culturalmente prima che anche in termini politici, ovviamente. No, dico questo, ecco. Questo volevo dire, quindi la legge mi pare che già c'è, si tratta di capire poi se è necessario un nuovo regolamento, questo dovrà essere valutato. Io penso che si può, accolgo la proposta dell'associazione di preparare da qui all'autunno un'iniziativa, un convegno con degli esperti a livello nazionale, coinvolgendo tutti gli operatori del settore della Sardegna innanzitutto, col coinvolgimento della regione, per cercare di capire qual è la difficoltà e cosa possiamo fare per risolvere il problema, per avere questo strumento. È da molti anni che lo facciamo. Ho incontrato Sabina Contu, con la quale ne abbiamo parlato oltre 20 anni fa, che chiedevamo agli assessori: guardate che è fondamentale questo, e siamo ancora qui a parlare. Può essere che questa sia la volta buona, io sono moderatamente fiducioso anch'io. Grazie a Francesco Carta, che vi ricordo essere il coordinatore regionale di Medicina Democratica. Vorrei chiamare Emilio Usula. Veramente non pensavo di dover parlare, perché se parlo metto un pochino i piedi nel piatto. Dai, un po' di affermazioni croccanti. Intanto chiedo scusa perché davvero ho questa voce, ho una tracheite che mi sono messo all'angolo per non inquinare nessuno. A me grazie, se muoio so che hai cercato di soccorrermi. Allora, ma non pensavo davvero di dover parlare, ero in un angolino bello silenzioso. Ora è troppo tardi per ritornare indietro. Allora, il discorso è questo. 20 anni fa Francesco Carta, come dice Medicina Democratica, in qualche modo mi ci metto anche io, si sottolineava la necessità dell'istituzione del registro tumori, per tutte le ragioni che abbiamo detto e che non stiamo qua sicuramente a ripetere. 10 anni fa ero nel ruolo attuale di Pino Frau, ero in consiglio regionale e ho sollecitato in tutti i modi l'allora giunta Pigliaru a che si ascoltassero i territori, soprattutto laddove il registro tumori era stato messo in pratica, era stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale, il registro tumori di Nuoro, dove ci lavoravano fior di professionisti, e di fatto è rimasta un impegno vuoto, un impegno caduto nel nulla. Semplicemente io credo per una questione di difficoltà di attribuzione di ruoli, di funzioni, e quindi è sempre la solita storia. Cioè, quindi io credo che non vorrei ritrovarmi ancora, spero, però, fra 10 anni, tutti qua presenti, a dire ancora che 30 anni fa ce ne occupavamo, 20 anni fa se ne è occupato Emilio Usula e 10 anni fa se ne è occupato
l'onorevole Frau. Cioè è necessario davvero, e credo davvero non sia necessario fare una nuova legge, ma bisogna guardare quello che c'è stato, chiamare a un incontro serio i responsabili di allora, parlo del mio quasi omonimo Mario Usala, che hanno lavorato con il registro tumori di Nuoro e di Sassari, di Nuoro Oristano, ha lavorato in modo eccelso, riconosciuto, però di fatto c'è stato uno scontro un pochino sotto traccia, un pochino si è elevato anche a fuori traccia, tra l'allora assessore e lo stesso registro tumori di Nuoro, che era tra l'altro casa sua. Cioè, quindi il mio intervento è: siamo d'accordo, io sono venuto qua malgrado a sentire il registro tumori perché, come diceva Francesco, è uno strumento importantissimo per i cittadini, perché di fatto da un registro tumori si può risalire al perché la gente si ammala, al perché la gente si prende determinati tumori e per esempio non altri. Sabina Contu è qua a testimoniare quanto incide nel territorio di Nuoro Ottana la patologia da asbesto, la patologia da esposizione all'amianto. Quindi se noi avessimo a disposizione uno strumento come il registro tumori, si potrebbe intervenire sui decisori per dire: ragazzi, qua c'è bisogno di lavorare sulle cause delle malattie. Non è solo una registrazione di dati, una piccola cosa, mi dispiace, non è una piccola cosa, è una cosa veramente importante a cui se diamo la giusta importanza, e io credo che a questo punto con un rinnovato impegno, più di quanto non sia riuscito a fare io, magari il collega 2 volte Pino Frau, riesca magari a fare con un nuovo riconoscimento e una nuova sensibilità da parte di questa giunta, e io questo davvero me lo auguro. Grazie. Grazie a Emilio Usula. Vorrei dare la parola al professor Usula, perdonami. Vorrei dare la parola a Ezio Lacconi, docente di patologia generale dell'Università di Cagliari. Grazie, veramente sentito agli organizzatori. No, però siediti. Scusate. Va bene. Perché siamo Ci mettiamo in ordine. No, dicevo, grazie, veramente sentito Giacomo, Roberto, Giancarlo, perché c'è bisogno di questi stimoli. Non so se siano sufficienti perché l'onorevole Frau abbia un successo diverso dall'onorevole Usula, però ce l'auguriamo tutti, insomma. E probabilmente, come diceva lo stesso onorevole Frau, c'è bisogno di questa spinta dal basso, continua, quindi non deve cessare oggi. L'Organizzazione Salute sicuramente non lo farà, ma credo che ci sia bisogno del contributo di tutti. Quindi io sono qui in questa veste, però visto che sono stato chiamato in causa, parlo anche un pochino da docente, per sottolineare che questi aspetti purtroppo sono molto trascurati anche nella formazione, salvo ovviamente chi ha una formazione specialistica nel settore, però i collegamenti tra ambiente e salute sono sempre più sfumati. L'ha detto qualcuno, adesso non ricordo chi, che anche per quanto riguarda la patologia oncologica raramente si scava per cercare di capire da dove può essere originata. Ormai le anamnesi non si fanno quasi più, cioè si dà per scontato il dato di fatto, ma questo non solo per la patologia neoplastica. Infatti qui magari ci sarebbe da fare un discorso un po' più ampio, può darsi che l'onorevole Frau riesca ad aprire una finestra, anche se ci sono tante altre patologie autoimmuni in Sardegna sono devastanti, cioè stiamo parlando di cluster importantissimi che spesso vengono così spiegati tra virgolette su base genetica, perché noi abbiamo questa maledizione di avere geni predisponenti, ma non è solo geni, perché quando le patologie aumentano di 2, 3, 4, 5 volte nel giro di qualche generazione non possono essere su base genetica, quindi anche su questo c'è da esplorare moltissimo. Nella formazione è un aspetto purtroppo trascurato, però
io lo sottolineo sempre nel mio piccolo. Lo strumento dell'epidemiologia è fondamentale. Guardate che capire le cause di patologie multifattoriali è difficilissimo, non è semplice. Ci vogliono tanti strumenti. Lo strumento epidemiologico è fondamentale, è l'unico strumento che ci dà evidenze direttamente sull'uomo. Noi possiamo usare cellule coltivate, possiamo usare animali, però alla fine l'informazione definitiva su quali sono i fattori di rischio ce la dà l'esperienza umana. Quindi la mancanza di l'avete detto tutti, non c'è bisogno di ripeterci noi queste cose, però volevo sottolinearlo perché è uno strumento importante, perché il compito è difficile. E se noi ci priviamo di strumenti fondamentali avendo un compito così difficile, è chiaro che siamo condannati all'insuccesso e quindi a non capirci niente e quindi a continuare ad andare avanti così, con patologie che aumentano sempre di più. È uno strumento fondamentale per stabilire i collegamenti tra salute e ambiente, cosa che viene completamente trascurata oggigiorno. Cioè ci ammaliamo, non si sa bene perché. Vabbè, la popolazione invecchia, ci sono tanti componenti, ma è proprio per questo, per non dare risposte generiche, voglio dire, paradossalmente potrebbe anche non entrarci niente, parlo per paradosso, l'asbesto, però vediamolo, cioè studiare questi fattori di rischio serve per quello, per avere strumenti certi, scientificamente fondati, altrimenti continuiamo a brancolare nel buio e ad accettare tutto quello che ci capita, così come fatti accidentali. Quindi io sono fiducioso, anche se diciamo che bisogna essere prudenti, e soprattutto la fiducia non deve essere un alibi per dire adesso abbiamo gli onorevoli giusti alla regione, quindi possiamo stare tranquilli. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che le distrazioni per gli onorevoli sono tante, i problemi sono tanti e quindi se noi non spingiamo, se non ci lamentiamo, e non ci lamentiamo abbastanza per come stanno le cose, quello che stupisce è proprio questo, che siamo diventati talmente pazienti, ormai ce lo diciamo, a me questa parola non piace, io credo che andrebbe cancellata dal vocabolario medico, la parola paziente, perché significa proprio che uno che accetta tutto, insomma, è lì passivo. Noi siamo diventati così ormai, quindi è fondamentale che invece ci rendiamo conto che c'è bisogno di stimoli anche da parte delle persone più motivate. Se non c'è questa spinta continua dal basso, non si raggiungono risultati. Quindi accettiamo la disponibilità dell'onorevole Frau, spero che ci siano anche altri in consiglio che siano sensibili a questi temi e cerchiamo di spingere e di concretizzare. Una cosa importante, diceva Giacomo, sul fatto che la squadra deve essere una squadra competente. Le norme ci sono già, come hanno detto tanti, Francesco, Antonello, quindi c'è bisogno però di serietà nel capire che si tratta di un compito non facile, perché non è facile, soprattutto se vogliamo che il risultato sia utile, perché se è solo questione di tirar fuori qualche numero, vabbè, allora può essere anche molto semplice. Se invece vogliamo avere strumenti analitici per capire la realtà, che è quello che ci serve per fare prevenzione, allora ci vogliono competenze. Grazie. Grazie al professor Ezio Lacconi, che vi ricordo è il docente di patologia generale all'Università di Cagliari. Ci sono altri interventi? Direi che il responsabile della IEA la invitiamo. Allora, Sabina Contu, responsabile della IEA. Stavo invitando a prendere. Sì. Prego. Allora, buonasera a tutti. Io sono Sabina Contu, sono un avvocato, sono anche il segretario nazionale e la presidente regionale di AIEA Sardegna, l'Associazione Italiana Esposti Amianto.
la mia vicinanza a questi problemi delle patologie tumorali, ecco, ma non solo, del disagio che vive il cittadino sardo quando contrae una patologia tumorale, è derivata da un'esperienza familiare, perché mio suocero era il responsabile del laboratorio chimico di Ottana ed è deceduto nel 2006 di mesotelioma pleurico, un tumore sentinella. Cioè ci sono dei tumori che arrivano perché ci possono aiutare a capire intorno che cosa c'è che li provoca e quindi ad aiutarci anche a diagnosticare altri tumori. Dico questo perché è vero che esiste questo regolamento che era stato anche opera del Comitato Salugi, è innegabile questo. Forse è il comitato che è riuscito ad arrivare più in là, più dentro il Consiglio regionale, la legislazione sarda. Però ecco, su tante cose dette qua oggi non sono molto d'accordo sul fatto che basti solo il registro tumori così come una raccolta di dati, perché i dati devono essere letti, devono essere valutati, devono essere geograficamente collocati in un ambiente, e questo ambiente non è soltanto l'ambiente del paese, ma è l'ambiente provinciale, territoriale, lì c'è l'industria, lì l'industria non c'è, lì ci sono gli agricoltori. E devo dire che la Sardegna è stata una delle prime regioni. L'allora assessore di Rindin nel 2005 istituì per la prima volta delle importanti innovazioni. Siamo state una delle prime regioni, per esempio, per l'amianto a istituire il registro dei lavoratori esposti all'amianto. Una delle prime. Pensate che in Piemonte l'hanno approvato l'altro ieri. Ed è il Piemonte, al pari della Sardegna, una delle regioni più industrializzate d'Italia, perché non dimentichiamo, la Sardegna ha questo passato, che è stata una delle regioni più industrializzate. Quindi sogniamo in grande un po', no? Perché io ho anche fiducia nella persona di Giuseppe Frau, che è qui in Consiglio regionale, lo conosco da tempo, lo conosco dalle battaglie universitarie, so di che pasta è fatto, quando si mette in testa una cosa, ce la fa. Quindi magari ci può aiutare. Quindi adesso ti carichi la croce, esci da qui. Esci da qui. Ci sono anche avvocati su questi temi. Io qui oggi sono stata invitata da Riccardo Schirò, che comunque anche lui da tempo, io l'ho sempre sentito, che fa battaglie, diciamo così, democratiche, non politiche, democratiche proprio su questi temi. Quindi non basta il registro tumori, ci vuole anche un registro epidemiologico, ci vuole soprattutto poi qualcuno che governa questi dati. Perché io, che un po' ho vissuto questi anni da dentro, so che cos'è stata la vera molla che ha impedito l'istituzione di un registro tumori in Sardegna, cioè una lotta vera e propria tra l'università e la regione. Perché, professore, i dati di anatomia patologica, forse è proprio lì quello che è stato uno degli elementi, oppure il ruolo di medicina del lavoro. Cioè, voglio dire, sono cose importanti queste, quindi ci vuole il governo politico delle cose. Io credo nella politica, quella che governa le cose, quella che mette insieme l'alto valore dei professori dell'Università di Cagliari. Ricordo le ricerche che ha fatto il professor Pierluigi Cocco, la famosa più alta percentuale di leucemia nei giovani maschi nel distretto di Assemini. Cioè, voglio dire, 17enni che hanno d'Europa, cioè non mica in un territorio sardo, che attenzione, a differenza degli altri territori, è un territorio che non cambia. Cioè io ho conosciuto anche i miei assistiti, nati a Busacchi e morti a Busacchi, nati a Nuoro e morti a Nuoro. Cioè la Sardegna è un tesoro inestimabile proprio anche per lo studio e anche per elaborare anche degli algoritmi, dei criteri di studio importanti per capire anche i tumori e per fare quella che è la cosa più importante, cioè la diagnosi precoce. Una delle battaglie più importanti di AIEA è stata questa. Agli ex lavoratori, quando andavano dal loro medico di base, e Francesco Carta lo sa bene che lui è un medico di base, se il medico di base ha un approccio che gli chiede ma tu dove hai lavorato? Quel carcinoma polmonare ha un senso rispetto al fatto se hai fumato o se hai bevuto, perché se no finiva tutto, vabbè, sei un fumatore, il tumore al polmone.
quando poi gli studi hanno dimostrato che la sigaretta ha un effetto acceleratore della cancerogenesi e non invece una causa che crea quel tumore. Poi ricordo anche che c'erano nonni del mio paese, a Ierzu, dove ci sono tanti centenari, che si fumavano le sigarette a alfa al contrario e poi vivevano fino a 105 anni. Vabbè, quindi diciamo anche questo perché così. Poi esiste anche un altro dato che è emerso nel dibattito, che ha detto bene il professore che è intervenuto poc'anzi, e cioè che non è solo un fatto di tumori, è un fatto ormai anche di altre malattie in Sardegna che stanno aumentando in maniera esponenziale. Penso per esempio a questa alta incidenza delle fibromialgie, delle malattie autoimmunitarie, ma anche dell'autismo. Ecco, se ci fosse stato Domenico Scanu, mi ha da poco sottoposto uno studio interessante che lui sta facendo anche sull'autismo. E l'autismo può avere una componente ambientale. Nella terra della Sardegna, tra le più belle del mondo, c'è anche questa componente che quindi va affrontata. Ora ci vuole una legge regionale, ci vuole questo spirito che c'è qua stasera, molto bello, di cittadini, di persone che l'hanno vissuta sulla propria pelle, che si sono appassionate per tanti anni, che quindi possono rispondere anche alle domande. Ci vuole una legge, ci vuole poi un coordinamento scientifico. E sarà lì la cosa più difficile. Chi è che detiene questi dati? Questi dati fanno gola a tutti. Non è vero che non gliene frega niente a nessuno dei dati dei tumori. Fanno gola alle case farmaceutiche, fanno gola ai professori universitari, che molti banalizzano, dicono per le loro ricerche, che sono, meno male che esistono le ricerche dei professori universitari, perché per me sono stati la scuola e la luce, per andare avanti e vincere le battaglie di giustizia sociale, che sono queste le battaglie di giustizia sociale, di risposta ai cittadini. Quindi vabbè, se no adesso qui fra poco bacchettano anche a me, però mi sono appassionata, e come sempre, e quindi vi ringrazio tanto per avermi invitato. AIEA c'è, come sempre, e ci sono anche tanti nostri professori, studiosi che possono dare una mano a livello nazionale e europeo per portare avanti questa battaglia in Sardegna, che ha iniziato prima e adesso deve essere la prima in Italia, dopo il registro della regione Lazio, che comunque ha iniziato molto bene, è un registro molto bello, può essere proprio la prima in Italia che dà via a questo nuovo corso della storia per il registro tumori. Quindi salugi, niente di più appropriato per questa battaglia. Va bene, grazie. Allora, grazie a Sabina Contus, segretaria nazionale della IEA. Salutiamo l'onorevole Frau, e anche presidente regionale della stessa organizzazione. La presidente Contu ha citato l'avvocato Riccardo Schirò. Ci chiediamo se voglia intervenire. Ringrazio, no, volevo solo ascoltare. Va bene. Va bene, io sono in attesa di riuscire a organizzare un collegamento con Usala Budroni. Ci sono altri interventi? Ma Usala non ce la fa perché mi ha fatto che in viaggio in auto è impossibilità per non collegarsi. A Nur non ce l'è segnale. Se Budroni invece riesce a collegarsi, gli diamo la parola. Ci sono altri interventi, altrimenti ci avviamo alle conclusioni. E se ci avviamo alle conclusioni, do la parola a Giancarlo Nonis. Sì, se poi invece si collegano gli altri. Sì, no, chiaro, se poi si dovessero collegare, diamo la priorità al collegamento. Prego, Giancarlo. Dunque, noi siamo ormai quasi 10 anni come associazione costituita. Si è detto per alti e bassi. Gli altri sono stati quando abbiamo incontrato i vari assessori regionali,
però con scarso successo pratico, perché alle promesse e alle garanzie che il registro esisteva, anche l'ultimo Nieddu, Doria non l'ho incontrato, ma aveva bastato Nieddu, perché ci aveva detto che il registro già era stato che esisteva. Gli ho detto no, è stato istituito. La differenza tra istituirlo e esistere è molto diversa. E oltretutto i due registri di Sassari e Nuoro praticamente sono fermi, appunto, si è già detto, per la carenza di personale. E mi ha detto, la colpa non è mia. È la stessa cosa che aveva detto Arru quando l'avevamo incontrato, la colpa non è mia, la colpa non è mai di nessuno. Di fatto il registro non c'è, dal 2012. Insomma, Arru era negli anni del 2015-16, erano già passati altri anni. Ora, nel 2019 il Parlamento italiano ha votato all'unanimità l'istituzione e la conseguente realizzazione del registro epidemiologico e del registro tumori nazionale, dando obbligo a tutte le regioni la loro realizzazione. Anche a questo punto il signor Doria si è messo a correre e ha iniziato a occupare posti, affidando incarichi di dirigenti, ripeto, di dirigenti a dei medici senza personale, giusto per farli andare in pensione, come quello che è successo, che è andato in pensione semplicemente con la massima dirigenza sanitaria e senza aver fatto nulla. Cioè, c'è da vergognarsi. 3 giorni prima delle elezioni regionali, 3 giorni prima, ha risciolto nuovamente gli organismi esistenti e li ha riformulati. Cioè, è una follia assurda. Cioè, assurda. Considerato appunto che la situazione è quella veramente grave. Allora, si è parlato delle esposte all'amianto e con Riccardo siamo andati, con Riccardo Schirocchi, qui presente, avvocato, siamo andati a questa assemblea a Ottana, allora presente Arlu e l'assessora all'industria, si era parlato dell'intervenire per inserire la zona di Ottana, che non è stata inserita nei 2 siti di interesse nazionale, o meglio, siti di inquinamento nazionale, cioè quello enorme, gigantesco del sud Sardegna, che parte da Macchiareddu e arriva sino a Portoscuso e a San Gavino, è gigantesco, e l'altro di Porto Torres. Ottana è stata dimenticata. E Ottana, per la sua stessa ammissione, ha detto non c'è problema, perché sì, va bene, c'è l'amianto, sì, d'accordo, c'è la trilina, ma la trilina è stabile qui da 30 anni, per forza, la trilina non si scioglie nell'acqua, resta stabile. Cioè lì è tutto avvelenato, a Ottana. Ecco, questa è la realtà. Come esattamente ha detto, ma è questa cosa di Sant'Agilla, Macchiareddu, anche lì la trilina è stabile, non si scioglie nell'acqua, e anche lì è tutto avvelenato. Il benzene a Porto Torres, se continua a uscire nel porto industriale, ribolle l'acqua. E non per il caldo, perché è il benzene che viene fuori e ribolle. E uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, e non della Regione Sardegna, e non dell'assessorato alla sanità, ha messo in luce da pochissimo che ci sono una serie di situazioni gravissime a Porto Torres della popolazione. Dopo quanti anni è stata chiusa la SIR Rumianca del signor Rovelli? Sono passati 40 anni. E c'è una situazione ancora gravissima. Dice, è da studiare. Loro non possono fare altro che questo. Così come ha fatto il professor Bigeri, Annibale Bigeri, che fa parte anche di Medicina Democratica, che tanti anni fa aveva fatto lo studio Sentieri su Portoscuso, una situazione gravissima. Ha pubblicato i dati, la Regione Sardegna se l'è fregata altamente. Non ha mosso un dito. Interessi vari? Sicuramente. Possibilità di carriera, di tutto quello che vogliamo. Di fatto questa è la situazione, cioè ne pagano i cittadini. Questo è il problema. Cioè adesso, quest'ultima campagna elettorale, tutti e 4 i candidati presidenti hanno parlato della situazione sanitaria del registro su tumori, è stato inserito nel programma, benissimo, adesso vogliamo vedere fatti concreti, atti concreti. Voglio chiudere dicendo che occorre una legge, perché il regolamento approvato allora nel 2017 era monco di parti importanti, necessarie. Cioè si fa prima la legge, come hanno fatto le altre regioni italiane,
un decreto di giunta oppure una legge regionale e poi dopo si fa un regolamento d'applicativo. Invece la Regione Sardegna aveva fatto un regolamento. Mancava la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che è obbligatorio per lavorare seriamente su queste cose. Non è che lo dai semplicemente a un luminare dell'università o a un'eccellenza dirigenziale sanitaria delle aziende. Non basta, ci vuole un comitato tecnico-scientifico che lavori e che lavori con tutti i dati. Molte persone sono vantate di aver realizzato il registro tumori, che hanno studiato, hanno raccolto dati e i dati erano sempre assolutamente incompleti perché lavoravano su alcuni dati. Alcuni lavoravano sulle schede di morte, altri lavoravano sulle le cartelle cliniche inventandole perché non erano dell'oncologo, per cui non riuscivano a leggere neppure le cartelle cliniche seriamente. Non è una cosa che si può leggere così con faciloneria, è una cosa complessa, molto complessa. E non a caso, infatti, poi tutti questi dati in Italia vengono raccolti dall'AIRTUM, un'associazione privata che collabora con il Ministero e che ha questo incarico. L'AIRTUM poi passa questi dati allo IARC, che non è l'AIRC, l'associazione di ricerca sul cancro, ma l'IARC è l'istituto di ricerca sul cancro internazionale che codifica e norma i dati sui tumori. Per cui, se non si raccolgono bene, non serve a nulla. Ecco perché bisogna fare le cose seriamente. Noi adesso ci proponiamo di organizzare questo convegno in autunno, assieme, invito anche la IEA chiaramente a farne parte ufficialmente, con Medicina Democratica siamo già d'accordo che lavoreremo insieme anche con altre associazioni che vorranno farsi non carico, ma partecipare a questa cosa che è importante. E vediamo quello che viene fuori in autunno. Grazie. Prego. Volevo Scusa, mi sono dimenticato. No, volevo aggiungere che anche cioè per cogliere la palla al balzo anche della presenza appunto che c'è stata di Giuseppe Fraude, che ci ha detto fatevi vivi, troverete chi vi ascolta, e noi sfidiamo anche questa di giunta regionale come le altre, probabilmente un po' più fiduciosi. Potrebbe essere utile magari anche prima dell'autunno di questo convegno che vorremmo preparare con la collaborazione di tutti, anche magari preparare un documento che possa essere una lettera aperta, che possa essere un qualcosa che spediamo all'assessorato, insomma, da decidere assieme, sottoscrivendolo tutti, insomma, facendo presente che non è la richiesta di un cittadino, è un'esigenza proprio di tutta la popolazione, di tutta la regione, perché tutte le realtà, dalle associazioni, da chi opera nel settore sanitario, dai legali che si occupano di vedere quali sono le realtà nei territori, cosa succede dove ci sono tutte queste situazioni particolarmente gravi, insomma, far sì che la sensibilizzazione sia un po' più efficace. Quindi invitiamo tutti a collaborare anche alla stesura, magari adesso ne parliamo, ci organizziamo la stesura di un documento, di una lettera aperta sottoscritta da tutti, dove dichiariamo quella che è la nostra volontà con molta determinazione. L'abbiamo detto qui più volte, è uno strumento che è una vergogna che ancora non ce l'abbiamo. Ecco. Grazie. Allora, mi è appena stato comunicato che Budroni potrebbe riprovarci a collegarsi. Vi ricordo che Mario Budroni è l'ex direttore del registro tumori di Sassari. Dalla regia, Giacomo, cosa ti dice? Si sta collegando? Qui è online, ma non so lì. Qui no. Quindi niente. Perché ha delle difficoltà di collegamento. Qua purtroppo non possiamo aiutarlo, però in attesa, se riusciamo a collegarci, se non dovessimo riuscire a collegarci con Mario Budroni,
chiudiamo qui chiaramente questo confronto. A me ha fatto piacere partecipare. In attesa dell'organizzazione del prossimo incontro, un appello che non rivolgo solamente ai presenti, ma alle persone che ci seguono in streaming online, su Facebook, su YouTube e su Twitch, è di sostenere il Comitato Sallugi, di aderire al Comitato Sallugi ovunque voi siate, perché c'è necessità del supporto, dell'apporto e delle energie di tutte le cittadine, di tutti i cittadini e di tutte le organizzazioni che vogliano mettersi a fare questa lotta di civiltà. Vi ringrazio. Grazie.